don't fight fair? Who gon' pray for me and wipe all my tears? Who gon' save me if you not right here? Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di 5 esercizi da fare per migliorare il tuo clean. Prima di iniziare mi piacerebbe capire se questi tipi di video sono di tuo gradimento e in questo caso mi piacerebbe che tu scrivessi nei commenti che tipo di video vorresti vedere. Se questi video ti piacciono, quindi ti invito a mettere un bel like, iscriverti al canale per supportare il canale ed essere aggiornato poi sui prossimi contenuti che porterò. Iniziamo subito a vedere i primi esercizi da fare. Gli esercizi che andremo a fare oggi sono divisi in due categorie. La prima categoria ha 3 esercizi di forza, la seconda categoria ha 2 esercizi di potenza e tecnica. Il primo esercizio che vedremo è il clean pull. Come abbiamo fatto sullo snatch, il clean pull è la base per poter iniziare a fare un sollevamento. Il bilanciere partirà dalla metà tibia con i dischi che rialzano il bilanciere. Andremo a concentrarci sulla tirata e sul pull, come dice lo stesso esercizio, del movimento, quindi la fase iniziale del clean. In questa fase dovremo concentrarci su alcuni aspetti. Il primo di tutti sarà la partenza corretta, quindi metterci con le spalle al di fuori leggermente del bilanciere con il sedere verso il basso, quindi non troppo alto come se fosse un deadlift. Successivamente inizieremo il sollevamento facendo strusciare il bilanciere il più possibile vicino alla tibia e alla coscia, fino all'altezza più o meno dello sterno. In questa fase, sia di salita che di discesa, il bilanciere dovrà passare il più vicino possibile al corpo. Questo esercizio infatti sarà molto importante per poter lavorare la tecnica sulla tirata e per poter incrementare il carico sulla tirata. Il secondo esercizio che andremo a lavorare è il muscle clean. Il muscle clean, come lo dice il termine, è il clean fatto di forza, quindi senza usare il salto, senza crollare al di sotto. In questa fase il bilanciere partirà sempre dalla metà tibia, quindi da terra, ed andremo a cercare di fare un pull iniziale passando sempre vicino bene al corpo e poi andare a cercare la girata fino ad arrivare in front rack con i gomiti che vanno oltre la linea del bilanciere senza fare salti e senza crollare sotto come in un clean normale. Avere un buon muscle clean potrà aiutare l'esecuzione del clean sia nella parte iniziale sia nella parte di front rack per andare a cercare l'incastro del gomito. L'altro esercizio fondamentale per lavorare il clean, in questo caso lo squat clean, è il front squat. Il front squat è la base per andare a lavorare la cosciata frontale di clean. Avere un buon front squat vorrà dire avere una buona gamba per poter uscire dalla cosciata e quindi tornare su in top position. Molte volte si vedono persone che fanno una buona girata, quindi riescono a fare un buon pull, un buon clean, però non riuscire a tornare su per l'eccessivo carico. In questo caso vuol dire che l'anello debole del movimento sarà effettivamente il front squat, quindi la forza necessaria per poter uscire dalla buca. Nel front squat potremo partire dal rack, la posizione è la stessa dello squat, i piedi saranno al di fuori delle anche, punte leggermente verso l'esterno, vado a sbloccare l'anca, scendo in squat, concentrandomi di mantenere bene la tensione sul core e il petto in fuori. Uno degli errori più grandi nel front squat e anche nella risalita dello squat clean è che il bilanciere chiaramente il suo peso tenderà a chiudervi e farvi perdere la curva dorsale e lombare. In questo caso vorrà dire che dovremo lavorare un po' più sulla parte dei rettori, quindi la curva dorsale e la curva lombare dovranno rimanere nella stessa posizione, così come quando siete in piedi senza sovraccarichi. Ottimo, abbiamo finito i primi 3 esercizi che riguardano prettamente la fase di forza del clean. Andiamo a vedere adesso gli altri 2 esercizi un pochino più tecnici dove la parte di potenza sarà la predominante. Il primo esercizio che andremo a vedere è il tall clean. Come abbiamo visto la scorsa settimana sullo snatch,
La posizione di tall, quindi quella di partenza dalle punte dei piedi, è sicuramente molto impegnativa. Andremo infatti anche in questo caso a partire in piedi con un bilanciere scarico o con pochissimi carichi. La posizione corretta di partenza è mettendo il petto bene in fuori, partendo dalle punte e con il bilanciere ad altezza sterno, con i gomiti rivolti verso l'alto. In questa fase cercheremo di scendere dalle punte, quindi senza usare il salto, semplicemente crollare sotto il bilanciere e andare a cercare l'incastro del gomito frontale, quindi la front rack, il più velocemente possibile. Anche in questo caso potremo lavorare in due modi. Il primo modo sarà il lavoro fatto in power clean, quindi senza la discesa completa nel movimento. L'altro modo sarà andare a cercare la cosciata completa, quindi cercare di passare con la linea dell'anca la linea del ginocchio, quindi rompere il parallelo e crollare bene sotto. Il quinto esercizio che andremo a vedere è il clean 3 position, quindi il clean dalle 3 posizioni. Questo è un esercizio molto tecnico che aiuterà a rafforzare il clean. La prima posizione è quella di hang. La posizione di hang vuol dire che il bilanciere partirà sopra l'altezza del ginocchio. Vuol dire chiaramente non avere tutta la parte iniziale di pull per poter caricare il movimento, ma il pull sarà dimezzato perché il bilanciere potrà scendere solo fino al ginocchio. L'esplosività dell'anca e la velocità in questo caso la faranno da padrone. La seconda posizione è al di sotto del ginocchio, vorrà dire avere un piccolo step in più ma molto difficoltoso, perché una delle parti più difficoltose nel clean è proprio lo scavallare il ginocchio e questa partenza ci impedirà di allontanare il bilanciere per poter fare un buon clean. Nella terza posizione partiremo da terra. La partenza da terra è la partenza che si adotta normalmente in un clean, però le 3 posizioni andranno fatte consecutive, quindi vuol dire che prima partiremo dalla hang, poi partiremo da sotto il ginocchio e poi partiremo dal terreno. In questo caso arriveremo a fare l'ultima posizione, quindi l'ultimo sollevamento con l'accumulo di stanchezza dei primi 2 che saranno molto più tecnici. In questo sollevamento finale dovremo cercare di mantenere la lucidità e la potenza nel movimento per poter effettuare la terza discesa e il terzo clean. Abbiamo finito di vedere queste 5 posizioni. Se volete trovare anche altri argomenti li troverete qua sopra nelle schede che pubblico costantemente tutte le settimane. Infatti pubblicherò almeno 2 video riguardanti tecniche e allenamenti da poter fare a casa, al box, ovunque. Siamo arrivati anche oggi alla fine di questo video e mi farebbe molto piacere che tu supportassi il canale iscrivendoti al canale per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti che pubblicherò, mettere un like al video se ti è piaciuto il contenuto del video e accendere la campanellina per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti che porterò su questo canale. Noi ci vediamo alla prossima, è stato un piacere come sempre. Ciao raga! Make my sight clear, take me your way, cause I don't like here. Ghost of my past, they feeling the night air. Wake